Beh, noi abbiamo una peculiarità che è il refrontolo passito, quindi l'abbiamo messo insieme a altri passiti nazionali, quindi diciamo c'è la possibilità di assaggiare la nostra DOCG con altri passiti a livello nazionale, quindi cercare di vedere, capire e metterli insieme anche agli altri prodotti, insomma. Beh, la tipologia è che sono pochissimi, cioè parliamo del refrontolo passito, quindi una DOCG in cui penso che ci siano 20.000 bottiglie di produzione in tutta la DOCG e le altre uguali, quindi piccole produzioni, quindi però molto buone, diciamo, cioè a livello gustativo e di sapore molto buone, insomma. Beh, diciamo che noi teniamo sempre lo stesso iter, cioè la possibilità di degustare i vini passiti qua in mostra e in contemporanea fare degli abbinamenti con dolci, quest'anno dell'Istituto Alberghiero, o addirittura dei formaggi che quest'anno saranno della latteria di Tarso, e della degustazione forzata quest'anno con dei salumi, sempre di qua di Roberto Macellaio. Dopo abbiamo un'altra chicca, abbiamo la possibilità venerdì prossimo di poter degustare dei prodotti della cucina argentina insieme ai passiti argentini. Certamente il refrontolo passito di OCG è una delle eccellenze di refrontolo che fa ben figurare la nostra zona tra le colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, per cui noi abbiamo questa eccellenza che valorizziamo mettendola insieme ai passiti di tutta Italia in questa ormai tradizionale manifestazione. E siamo giunti alla 7ª edizione, dopo una piccola pausa dovuta al Covid, finalmente torniamo ai grandi volumi di un tempo, e quindi vorrei ringraziare i ragazzi della Proloco e tutte le associazioni che hanno allestito un bel programma che durerà per questi 15 giorni. Esattamente, durante le serate di degustazione ci sono dei sommelier che spiegano i vini, li abbinano a varie tipologie di alimenti, quindi con i formaggi, i dolci, i salumi, e quindi ci sono turisti esperti, diciamo, con un palato molto raffinato, che vengono qui a Refrontolo da zone limitrofe ma anche da comuni ben più distanti, ed è una possibilità per far conoscere sia il vino che il nostro territorio.